L'occasione di capire a che punto sia arrivato il cantiere per la costruzione del nuovo distretto sociosanitario di Fabro Veneto è legata al raggiungimento del tetto. Ormai si intuisce bene come sarà la sala d'attesa al pian terreno. Al primo andrà l'unità operativa cure primarie di medicina generale, al secondo l'altra unità per famiglia ed età evolutiva. Quando ero in consiglio di quartiere nel 1985 ci battemmo con tutte le nostre forze per vedere partire il distretto. Partì in un'altra area, oggi è adeguatamente, cioè in un ambiente adeguatamente consono alle nuove funzioni. Caratteristica particolare dei plessi è la loro ecosostenibilità. Nasce per diventare il distretto verde, con i suoi 7.000 metri quadri di piante che lo ricopriranno, tetto compreso. È stato costruito con una tecnologia assolutamente ecosostenibile, utilizzando appunto ad esempio tutto il fotovoltaico che riuscirà a rendere indipendente dal punto di vista energetico la struttura, e così pure nei materiali, se ci sono cercati di usare tutti quei materiali, come dire, più amici dell'ambiente possibile. È importante per i cittadini, ma è importante anche per il pronto soccorso dell'Angelo. Il cittadino deve imparare ad usare il distretto, perché l'ospedale deve sempre di più rispondere alla domanda di acuzie, alla domanda del caso grave, del caso gravissimo, mentre il distretto deve assumere questo ruolo di attenzione ai piccoli bisogni sanitari del cittadino. Ma da Quarto d'Altino sarà facile poter raggiungere? Ecco, questo è un elemento di criticità che confido in un dialogo costruttivo con tutte le istituzioni potrà essere risolto. Attualmente Quarto d'Altino non è collegata a Favaro da alcun servizio di trasporto pubblico, quindi è evidente che questo è un tema da risolvere quanto prima. Marconi invece è altro comune che confluirà per la parte sanitaria su Favaro Veneto a qualche autobus in più. Di certo è un problema quello dei collegamenti che verrà discusso presto, entro l'ultimazione del distretto. Struttura che sarà finita entro l'anno, quindi con il prossimo anno 2014 il cittadino potrà entrare in questa bellissima struttura.